Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori e buongiorno al professor Fabrizio Pezzani, come tutti i venerdì con noi, professore emerito di economia all'Università Bocconi. Professore, grazie, buona giornata. La settimana prossima Grazie a voi. non ci sentiremo, causa un suo viaggio all'estero, ma poi torneremo a risentirci fra 15 giorni. Intanto, professore, non abbiamo ancora parlato, o meglio, preso spunto da una notizia che ha fatto ovviamente il giro del mondo in queste settimane, no? Ovvero la vittoria a New York al voto per l'elezione del sindaco di Zoran Mamdani, 34enne, socialista, qualcuno direbbe anche perfino comunista, qualcuno lo ha accusato di essere tale, di religione musulmana, che è diventato appunto il nuovo sindaco di New York. New York ha 5 milioni di elettori iscritti, hanno votato 2 milioni circa, secondo la nostra ottica sono pochi, ma era dal 1969 che non c'era un afflusso al voto così elevato, quindi è stato un voto in realtà per gli standard della grande mela molto partecipato. I suoi genitori, i genitori di Mamdani, sono indiani, il papà professore universitario, la madre, molti la ricorderanno, Mira Nair, nota regista di Salam Bombay e tanti altri film, e anche produttrice cinematografica. Zoran Mamdani nasce in Uganda, trascorre la sua infanzia in Sudafrica, ottiene la cittadinanza statunitense nel 2018. Nel giugno scorso, contro ogni previsione, vince le primarie del Partito Democratico con promesse che per i suoi avversari sembrano assolutamente irrealizzabili. Qualcuno infatti gli dà del comunista, come dicevo, no? Trasporti pubblici gratuiti, affitti calmierati, aumento delle tasse ai cittadini più ricchi. La sua lotta è nei confronti del caro vita di New York. Ha vinto le elezioni col 50,4% dei voti, al termine della più seguita fra le diverse elezioni, sia statali che locali, che si sono svolte negli Stati Uniti d'America. A favorirlo anche un'indubbia capacità comunicativa sui social media e la capacità di mobilitare i giovani volontari per le avenue e per le street newyorkesi. Ho fatto una sintesi ovviamente molto parziale della questione, però mi interessa, professore, sapere il tuo giudizio, non tanto e non solo, per esempio, sul carattere islamico del nuovo sindaco, che ha suscitato il consenso sia degli islamici che degli islamisti. Sono due categorie ben diverse. Io ho visto anche in Iran è stato celebrato questo come il primo colpo all'era del trumpismo, la riscossa di Maometto, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere la coloritura islamica e andiamo invece all'aspetto, diciamo così, economico e sociale di questa elezione. So che tu hai un'interpretazione che può fornirci uno spunto di discussione anche in merito al significato appunto economico e socio-economico della vittoria di Mamdani, lasciando perdere tutte le coloriture estremistiche, è un comunista, è un islamista e via dicendo. Andiamo al sodo. Cosa significa secondo te questa elezione? Allora, innanzitutto condivido con te la necessità di, fra virgolette, isolare fra virgolette, l'aspetto religioso, l'aspetto dei suoi natali, eccetera, insomma, no? Anche se, Lui, permettimi di dire, non è un figlio del popolo, è un figlio di un professore universitario e di una regista brillantissima e di successo. e quindi quello che è importante è il processo di comunicazione che lui ha fatto, cioè ha, fra virgolette, seminato delle idee in un terreno fertile. Mm? E questo è il terreno fertile. Qual è il terreno in cui lui ha seminato, come hai detto, delle promesse sugli asili nido, sugli autobus, diciamo, nell'introdurre o nel pensare un sistema di welfare che è tipico dell'Europa, ma non degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un sistema di mercato, mentre l'Europa ha un sistema di welfare che ha sperimentato a seguito di guerre, di eccidi, di genocidi, di cose terribili che ha vissuto, e quindi l'Europa è vecchia, ma ha una storia di guerre, di conflitti, di rivoluzioni, la rivoluzione francese, la rivoluzione russa. Gli Stati Uniti
sono vissuti senza mai avere un conflitto reale sociale interno, quindi non conoscono cosa sia una rivoluzione sociale, non hanno avuto contrasti, conflitti sui sistemi di sociale finché andava bene. Ora adesso gli Stati Uniti non vanno bene, come abbiamo detto tante volte, perché nella storia tutte le società e tutte le civiltà arrivano a dei punti di massimo, si stabilizzano e poi lentamente deteriorano. Ora il deterioramento può essere molto lungo, guarda il deterioramento dell'Unione Sovietica che di fatto ha cominciato con Brezhnev, poi Chernenko, poi Andropov, e però ci ha messo del tempo per arrivare a Gorbaciov e alla caduta del muro di Berlino. In realtà il collasso della Russia era cominciato 20 anni prima, 20 anni prima, lentamente ma sempre più forte, legato all'incapacità di cambiare e di affrontare un mondo che stava fortemente cambiando, senza capire che non si poteva continuare a operare con gli stessi criteri con cui si era operato prima. Insomma, quindi la conservazione di elefanti geriatrici come Brezhnev, Andropov, Chernenko, eccetera, è stata la caduta. E qui siamo allo stesso modo, cioè il collasso degli Stati Uniti ha avuto un processo di forte accelerazione sotto la presidenza di Biden. Allora, noi oggi abbiamo un paese che ha quasi 40 mila miliardi di debito e una lotta per poter ridurre questo debito, perché questo debito comporta degli interessi da pagare di oltre 1.000 miliardi all'anno, e questi 1.000 miliardi sono superiori per la prima volta nella storia degli Stati Uniti alle spese per la difesa. Ora, in realtà noi ci troviamo di fronte a un paese, ma se ci fermiamo per un attimo a New York, noi abbiamo 140.000 homeless, cioè abbiamo un homeless ogni 10.000 persone. Quindi le strade di New York sono, San Francisco è peggio per esempio, Los Angeles anche peggio, Detroit anche peggio, Chicago è anche peggio. E quindi siamo in una situazione di, fra virgolette, scollamento sociale. Abbiamo 2 milioni, sono 8 milioni gli abitanti di New York, ma 2 milioni di abitanti non possono permettersi beni di prima necessità per poter vivere. Quindi abbiamo un tasso di povertà molto alto, negli Stati Uniti su 347 milioni sono 46 milioni che sono sotto la soglia della povertà. Anche in Italia stiamo marciando da questa parte, perché abbiamo quasi il 18,5% di indicatori sulla povertà nel nostro paese. E quindi New York ha diciamo, una povertà che si è diffusa, mentre gli 10 americani più ricchi, la ricchezza in poco tempo è aumentata di quasi 700 miliardi di dollari. Quindi a fronte qui cosa abbiamo? Abbiamo uno scollamento, e quindi sta venendo meno nel paese la classe media. La classe media è l'architrave delle società occidentali, perché collega il povero con il ricco, e quindi lo stesso Aristotele 2000 anni fa diceva la classe media è fondamentale. A New York la classe media, come in Italia, sta lentamente collassando. Per vivere bene a New York sono necessari 100, per vivere diciamo significativamente bene, a New York servono non meno di 184.000, 190.000 dollari all'anno. No, questa è una cifra importante. Ricordo che Trump adesso, per contenere le spese, ha levato l'assistenza alimentare a 41 milioni di persone. Quindi che cosa succede? Che New York ha una grande incidenza di homeless,
ha un'incidenza di poveri, più di 2 milioni su 8 milioni, sono più del 14%, insomma, no? Tra il 14 quasi il 20%, insomma, no? Quindi abbiamo una situazione di grande povertà e gli Stati Uniti in questo momento hanno una concentrazione di ricchezza che non ha precedenti nella storia loro e nella storia dell'uomo. Ricordo, per fare un paragone, che la grande America, cioè il cosiddetto sogno americano, che da noi venne accolto negli anni 60, dopo la guerra, il quintile più povero degli Stati Uniti cresceva proporzionalmente più del quintile più ricco e la paga di un manager o di un direttore di azienda non era più di 4-5 volte lo stipendio di un operaio, e che sotto Kennedy le imposte sul reddito, sto parlando del 1961-62, sotto Kennedy le imposte sul reddito erano, l'aliquota più alta era il 72%, 72%. Quindi era un'America che cresceva dal punto di vista economico, ma che aveva un processo importante di distribuzione di ricchezza. In questo momento gli Stati Uniti hanno un blocco nella distribuzione di Ecco, ricchezza. professore, tu leggi in sostanza questo segnale che arriva da New York. Dobbiamo anche dire che New York ha una fisionomia del tutto particolare all'interno degli Stati Uniti, no? Quindi Sì, ha una. non dimentichiamo però che la stessa cosa si verifica a San Francisco, si verifica, se uno va a San Francisco, quello che aveva visto una volta, oggi è qualcosa, sono escluso il centro storico di San Francisco, tutte le altre strade sono occupate da tende ed è pericolosissimo girare a San Francisco al di fuori del centro storico, e a tutti questi homeless ovviamente non ci sono i servizi igienici e quindi evidentemente la strada è il loro servizio igienico, quindi lascio immaginare la sporcizia che c'è, e San Francisco è diventata una città molto difficile. Questo Chicago allo stesso modo, insomma, no? Quindi questo fa parte di New York. New York forse è un'esasperazione, ma Mm. questa è la realtà del mondo americano oggi. Ecco, in ogni caso New York ha una conformazione, anche una storia, una natura completamente diverse rispetto e l'America è un grandissimo paese, quindi ci sono realtà differentissime. Tant'è vero che non molto tempo fa le elezioni le ha stravinte Trump, diciamo. E quello che volevo domandarti, sulla base di un'esigenza di fondo che non è molto diversa da questo sentire che ci si impoverisce e bisogna fare qualcosa, no? Perché Trump ha vinto anche per questo, perché forniva la possibilità o l'idea di una risposta a questo processo di impoverimento, no? La classe bianca che si impoverisce vota Trump, ma non solo quella, gli ispanici, i neri, eccetera. Quindi diciamo che di fondo, non so se sei d'accordo, ma per quanto assurdo possa sembrare, sia chi ha votato Trump prima, sia chi ha votato Mamdani oggi manifesta più o meno lo stesso disagio sotto un certo punto di Ma vista, no? questo per capire l'elezione, cioè quello, come ho detto prima, lui ha seminato in un terreno fertile. Mm. Se queste cose le avesse dette 20 anni fa, probabilmente, cioè, non ci sarebbe stata un'elezione di questo genere. Devo considerare anche che il finanziamento fatto da Bloomberg piuttosto che da altri a Cuomo è stato imponente. Quindi Cuomo è stato sostenuto da un finanziamento nella campagna politica enorme che Ecco, e qui Mamdani non aveva. Ecco, e qui entriamo in un'altra domanda che ti volevo fare, perché, è curioso secondo me, però è da tener presente questa cosa, che chi ha votato Trump alla fine ha manifestato un disagio per il venir meno di quella classe media, di quel benessere diffuso di cui parlavi prima, anche lui, no, e quindi c'è un'aspettativa anche rispetto al presidente americano. New York poi c'ha la sua storia e sceglie questo tipo di sindaco che è diverso, ovviamente opposto rispetto al modello trumpiano, ma che alla fine manifesta problemi reali e sociali non molto differenti, fatte le debite proporzioni e le enormi differenze. Però questo che tu hai citato Cuomo è un esponente della sinistra tradizionale. Allora mi viene da fare questa domanda, ma diciamo la sinistra tradizionale che ha preso una batosta perché Cuomo è stato battuto ferocemente, diciamo pesantemente, no, da Mamdani,
Questa cosa poi riguarda un pochino anche il nostro panorama europeo e italiano. La sinistra tradizionale ha ancora qualche chance di recuperare il senso appunto dello Stato sociale, dello sguardo verso il benessere comune e via dicendo, cioè degli ideali socialisti anche nobili di una volta, o dobbiamo sperare solo nella sinistra islamo-afro alternativa alla No, Mamdani, diciamo assolutamente così? no, Qualcuno, assolutamente. qualcuno, perdonami, poi ti lascio subito la parola, qualcuno ha anche detto Mamdani sta facendo una sorta di esperimento di socialismo nordico a New York, cioè il welfare degli stati del nord Europa, Ma, no? ma non Danimarca, andiamo, Norvegia, Svezia. A me sembra ma, ma- una fesseria, però insomma. ma non andiamo a tirare la mano delle robe che la gente poi pur di scrivere si inventano anche delle robe, no? Allora è chiaro che Trump è stato eletto da un malcontento generale, questa è la realtà. Consideriamo che i 4 anni di Biden sono stati una decimazione del debito, cioè nel giro di 4 anni il debito è passato a 40 mila miliardi, gli interessi sono passati a 1000 miliardi all'anno e quindi sono aumentata la disoccupazione, è aumentata il disagio. Poi anche questa situazione dell'intelligenza artificiale ha generato una forte riduzione dei posti di lavoro. E di fronte a questa situazione Trump sta sbagliando perché lui ha voluto fare esattamente il contrario di quello che avrebbe dovuto fare, e cioè sostanzialmente fare una politica in favore dei ceti deboli, in favore dei ceti medi, perché come ho detto è la classe media l'architrave della civiltà occidentale. E nel momento in cui lui ha approvato questo Big Beautiful Bill Act, no? Dove in realtà che cosa fa con questa riforma, fra virgolette, economica? Lui genera una maggiore ricchezza per i ricchi e un maggiore impoverimento per i poveri. Quindi è evidente che questa situazione, cioè anche la fine dello shutdown, no? Cioè Sì. questo shutdown è il più lungo nella storia degli Stati Uniti e quindi sei democratici hanno votato per la fine del shutdown, in realtà poteva andare ancora avanti, ma in realtà il problema è che esiste una difficoltà, cioè le società non collassano mai per problemi economici, collassano per problemi sociali conseguenti e una delle diciamo, le società nella storia dell'uomo, e parliamo di 2000 anni, no? 2000 anni, crollano sempre solo per due motivi, o guerra o classe, o guerra o classe. Non ci sono altre cause nei fini della società e il collasso avviene lentamente, non è che avviene la sera alla mattina. Quindi tu hai accumulato progressivamente debito. Noi il debito che abbiamo l'abbiamo accumulato come Italia, l'abbiamo accumulato in 40 anni, Sì. no? Quindi e ce lo siamo trascinati e adesso abbiamo un peso di fronte. Anche noi abbiamo il problema di recuperare la classe media. Questo è il problema di tutte le società occidentali, con la differenza che se noi andiamo a vedere questo indicatore delle disuguaglianze è estremamente importante Mm. perché la disuguaglianza è un elemento che prima o poi fa scattare la rivoluzione sociale, rivoluzione francese, rivoluzione russa. Questa rivoluzione russa due volte perché il sistema russo poi è saltato col muro di Berlino, ma è sempre stato un problema di disuguaglianza sociale, che se noi andiamo a vedere i paesi, no, in base a un indicatore che esprime la disuguaglianza, questo indicatore è l'indicatore di Gini, cosiddetto indicatore Gini, che varia tra 0 e 1 oppure in decili da 0 a 100. No? Che cosa dice questo indicatore? Prende in esame tutta una serie di dati, no? E costruisce una scala di disuguaglianza. Quanto più questo indicatore da 0 a 100 si avvicina a 100, tanto più la disuguaglianza è elevata. Quindi se arriva a 100 vuol dire che tutta la ricchezza è in mano a una persona sola.
Se invece si avvicina a zero, quanto più si avvicina a zero, tanto più la disuguaglianza diminuisce. Allora, quello che noi andiamo a osservare, che cos'è? Che il paese con la più alta disuguaglianza al mondo è il Sudafrica. È il Sudafrica che ha 64, quindi da 0 a 100 è 64. Ed è, non è casuale il Sudafrica che ha vissuto le politiche di colonizzazione durissime, sia inglesi che olandesi, con le guerre, poi c'è stato Mandela, no, con l'apartheid, eccetera. Ma se andiamo a vedere gli Stati Uniti in questo indicatore, fra virgolette, 0-100, si collocano al 44, ma si collocano al 44 praticamente e con meno disoccupazione degli Stati Uniti abbiamo paesi come Djibouti, Haiti, Uruguay, Turkmenistan, Perù, Malesia, Tanzania. Questi hanno un livello di disuguaglianza inferiore agli Stati Uniti. Quindi, e se andiamo a prendere però le cosiddette democrazie, fra virgolette, controllate, o oligarchie come la Cina e la Cina ha un indicatore di 35, quindi quasi 10 di meno rispetto agli Stati Uniti. La Russia ha un indicatore di 30-35, anche la Russia. E la cosa interessante qual è? Che se noi andiamo a prendere questi indicatori rapportati ai paesi europei, abbiamo la dimostrazione che il sistema di welfare che l'Europa ha di fatto avviato nella sua storia è un sistema che è stato sperimentato L'Europa ha conosciuto le guerre, ha conosciuto le rivoluzioni, le miserie, le carestie, le epidemie, ha conosciuto tutto e quindi ha conosciuto l'importanza di un sistema di welfare, cioè di aiutarsi a vicenda, no? E questo è importante, questo è evidente soprattutto nel nord Italia, da noi per esempio, no? Dove c'è una forte incidenza di associazioni non profit, dove c'è una forte incidenza di associazioni di solidarietà. E se andiamo a vedere questo indice di Gini, che cosa andiamo a scoprire? Andiamo a scoprire che l'Italia è sul 34. Più basso dell'Italia ci sono la Germania, ci sono la Francia, c'è la Spagna. Quindi abbiamo degli indicatori che esprimono tutta l'Europa nel suo complesso ha indicatori che esprimono la disuguaglianza che girano attorno al 34-35. Gli Stati Uniti, ricordo, sono al 44. Quindi noi abbiamo una storia, fra virgolette, di welfare, siamo più sensibili, abbiamo una tutela dei lavoratori, abbiamo la cassa integrazione, abbiamo tutta una serie di elementi che hanno consentito alle classi più deboli di mantenersi a galla. Ora, questa ondata, fra virgolette, creata da un neoliberismo che è fallito nei fatti, perché questa manifestazione di Mondani sostanzialmente non è nient'altro che un'ulteriore verifica che il modello socioculturale che ci ha portato avanti per 40 anni è collassato ed è Bene. finito. Ecco, professore, però io ti faccio un paio di domande, visto che andiamo verso la conclusione della nostra conversazione. Allora, brevissimamente, la parola chiave del programma di Mamdani è stata accessibilità, cioè rendere New York, la città più cara d'America, una delle più dispendiose al mondo, accessibile per i suoi 8 milioni e mezzo di abitanti, riducendo i costi che stanno schiacciando i lavoratori, ha detto Mamdani, no? Abbassare i costi, rendere la vita più facile. Tra le varie cose che vuole fare il sindaco di New York, affitti congelati, no? Emergenza abitativa, congelare per 4 anni il prezzo degli affitti calmierati per la classe lavoratrice, la working class. Mezzi pubblici gratuiti, 800 milioni di dollari all'anno è il costo stimato, 2,90 dollari il biglietto attuale. Supermercati comunali e licenze per comprare beni all'ingrosso, lanciare negozi di alimentari e supermercati pubblici comunali per acquistare e vendere a prezzi all'ingrosso, sostanzialmente, no? Asili pubblici, scuole materne, asili nido per i bambini sotto i 6 anni, sostanzialmente gratuiti. Come? Finanziando tutto questo con tasse sugli ultra ricchi e mantenere New York come un santuario per gli immigrati.
oltre che arrestare Netanyahu, che è un altro aspetto che non c'entra nulla col welfare. Ma diciamo, limitiamoci agli aspetti di welfare e lasciamo fuori immigrazione e Netanyahu. Due domande ti faccio. Il costo di queste promesse e programmi elettorali qual è? È sostenibile? Punto primo. Punto secondo, per far rinascere quella classe media di cui tu parlavi, è meglio avere questa direzione di marcia, secondo te, professore, cioè rendere le cose o gratuite o colpire i ricchi o in qualche modo, diciamo, promettere, come è stato fatto da noi, l'abolizione della povertà attraverso il reddito di cittadinanza o affini, o è meglio favorire lo sviluppo economico? Non so se mi Allora, spiego. L'ho le due messa giù un cose, po' semplice, però insomma. sì, no, le due cose non si escludono, perché se tu non hai sviluppo economico non puoi fare nulla, insomma, no? Cioè, se tu sei una famiglia che ha un reddito fisso e aumentano i prezzi, tu più di tanto Cioè, non puoi fare, come le insomma. finanzi tutte queste belle cose? Queste cose le finanzi attraverso eliminazioni, possiamo fare un parallelo anche in Italia, cioè queste cose le elimini attraverso una riduzione delle spese. No? Noi abbiamo, che cosa è successo negli Stati Uniti? Che sulla spinta dei partiti democratici c'è stata una forte crescita di spesa pubblica, no? E questo ha comportato una spesa improduttiva, contemporaneamente a una più bassa crescita economica. Quindi, come da noi abbiamo avuto un aumento di spese e bassa crescita economica. Quindi non puoi fare queste cose se non hai una crescita economica, evidentemente. Puoi fare però queste cose attraverso... Noi negli anni 60 e primi anni 70 avevamo il blocco degli affitti, avevamo il cosiddetto equo canone, che venne definito per sbloccare la redditività degli affitti che non rendevano nulla alle proprietà immobiliari. Adesso hai degli affitti iperbolici, pensa a Milano per gli studenti, insomma, no? E New York il blocco degli affitti. È chiaro che un'altra soluzione, per esempio, che io trovo importante, è quella di trovare delle politiche di distribuzione nei supermercati che oggi sono frequentati dalla gente, ma le scansie sono spesso vuote, cioè la gente ha oggettiva difficoltà a comprare beni di prima necessità, d'accordo? Allora è chiaro che una politica che tu fai con i supermercati, cioè, allora facciamo dei prezzi all'ingrosso, allora tu guadagni di meno ma ti lascio guadagnare, d'accordo? Però facciamo in modo che su determinati prezzi si stabiliscano dei prezzi, fra virgolette, sociali. Quindi bisogna fare una politica di assistenza alla società, se vuoi che la società si mantenga, altrimenti che cosa succede? Inevitabilmente succede il collasso, e cioè se aumenta, non c'è un indicatore che ti dice oltre a un certo livello di povertà o di disuguaglianza, c'è, oltre a un certo indicatore limite c'è la rivoluzione sociale. Tu non hai questo Sì, sì, indicatore che te certo. lo dice, hai però la Allora, percezione professore, dei fatti che le cose stanno andando male. dobbiamo salutarci qui per questioni solo di tempo. Naturalmente avremo modo di riprendere questi argomenti. Io ti ringrazio, professore. Ringrazio tutti voi. La mezz'ora è scarsa, ma avremo modo di riprendere appunto questi temi. Tra 2 settimane, allora, professor Pezzani. Ok, Grazie. un grande abbraccio a tutti.